Del nostro telegiornale, non più MAF, Movimento Autonomista Friulano, ma Autonomisti Occidentali. Che cosa è successo? Abbiamo dato notizia di quello che è successo, in realtà insomma, tra virgolette, è un'espulsione dal partito da parte della Presidente Valeria Grillo, però lei dice io non mollo, voglio continuare. Non è stata un'espulsione, no, sono stato esautorato, esautorato dalla sua presidenza del coordinamento provinciale perché... Parla troppo? No, ma no, io avevo avuto un mandato assieme a Pischedda di trattare appunto con Zamparini un'altra regione, poi evidentemente c'è stata una marcia indietro da parte del MAF e quindi noi continuiamo per la nostra strada, io ho il sostegno della stragrande maggioranza dei pordenonesi, quindi non vedo neanche il caso di fare polemiche, insomma. Lei non vuole fare polemiche? No, anche perché io sono per allargare, ho già fatto la corsa solitaria una volta e ho già dato. Ecco, insomma adesso si è creato questo nuovo soggetto, Autonomisti Occidentali, che ma non è un soggetto, ci sono già 215 partiti, cioè se facciamo il 216esimo è assurdo, no, noi continuiamo con un'altra regione e con il Movimento per la Gente e allarghiamo la base, anche perché uniti crediamo di avere maggiori possibilità, insomma, anche nel rispetto dei rispettivi territori, come avevo detto l'altra volta, la suddivisione amministrativa di Trieste da Pordenone e Udine senza campanilismi e per l'interesse appunto dei due territori. Ecco, tra l'altro auguri perché ieri è il suo compleanno. Grazie. So che ha avuto tantissimi auguri via Facebook ho e avuto altre, la bacheca insomma. intasata, approfitto per ringraziare tutti gli amici. Ecco, senta, ultima domanda, tra l'altro da dire allora che insomma punterete sui programmi con queste liste. No, assolutamente sì, noi sosteniamo anche il fatto che una tassazione al 68% delle imprese ci penalizza in maniera brutale, soprattutto perché abbiamo la Carinzia che applica il 25%, la Slovenia il 18% e quindi diventa un massacro per il Friuli. Poi diciamo anche che si inseriscono altri fattori tipo Equitalia, tipo appunto le banche che non hanno sempre dei comportamenti trasparenti e in questo caso io volevo pubblicizzare appunto il numero verde del Movimento per la Gente che è l'800 960 112 e poi di un'altra associazione che opera nel territorio, lo Sportello, il 347 8905 441 che va a sostegno. E poi magari ne parleremo anche più avanti. Grazie quindi a Gianni Sartor, così lo definiamo Autonomisti Occidentali perché è la sua linea di pensiero. Proseguiamo il nostro telegiornale. Certo, non ho cambiato idea. Saluti. Grazie, buon lavoro, resti ancora un attimo con noi. Intanto la Fiera di Pordenone annuncia che Samulegno